Ringrazio moltissimo Tommaso Tagliabue. Mi pare che ci siano almeno molti altri spunti, ma almeno 4 che volevo brevissimamente riprendere. Uno, il fatto che ci sarà un successivo, che Emmer fin dall'inizio pensava a un successivo sviluppo dopo il primo progetto per ben 30.000 abitanti, e di questo parleremo, credo, nell'intervento immediatamente successivo. Parlerà nell'intervento immediatamente successivo, fra l'altro, anche Elena Svaldut. Il secondo aspetto è questa sottolineatura fatta sulla base di documenti precisi e un'analisi molto filologicamente precisa delle tipologie edilizie adottate nel caso di Marghera e in tutti gli altri casi che abbiamo visto, che sono stati realizzati in parte o modificati al Lido e altrove. Questa insistenza sulla tipologia semirustica o semirurale, come diventerà successivamente, a me sembra uno spunto di grande interesse. Pensate alla fortuna, lo dicevo già in apertura stamattina, ma a me ha colpito molto la fortuna che questa espressione prende nel secondo dopoguerra. Tutto il mezzogiorno d'Italia, dopo Olivetti, dopo gli interventi di comunità, prendono piede negli interventi, prende piede questa idea che bisogna costruire dei villaggi semirurali che sono a disposizione di chi non è più contadino, diventa cittadino ed è però sta a metà. Quindi appunto l'idea della città giardino, che il giardino non è più soltanto giardino ma diventa orto. Mi sembra anche questo uno spunto importante. L'ultima notazione che volevo fare è il riferimento a Raffaele Vivante. In questo insieme di nodi o di fili che si annodano, a cui facevo riferimento prima, Tommaso Tagliabue ha citato il caso di Raffaele Vivante. Il ruolo di figure di esperti significativi nella nuova elite cittadina, sicuramente Raffaele Vivante è uno di questi, e in qualche misura si ricollega alle figure di ebrei che hanno avuto un ruolo significativo nella città, di cui ha parlato Martina Massaro prima. Lei di Vivante non ha parlato, ma tutti i personaggi che lei ha esaminato erano strettamente legati o per ragioni familiari o per ragioni professionali o per ragioni politiche, ma in qualche modo avevano degli spunti in comune con Raffaele Vivante. A questo punto la parola a Elena Svaldutz, che è professore di Storia della città e Storia dell'architettura all'Università di Padova e che ci parlerà di Mestre Marghera nelle licenze edilizie, premesse per una ricerca. Sì, in realtà sono premesse per una ricerca che ho iniziato da un po' di tempo, e quindi ringrazio Donatella Cadabi per avermi dato la possibilità di parlarne, e l'Istituto Veneto per questa accoglienza splendida, che mi riporta anche a un momento in cui avevo studiato l'Archivio Luzzatti su sollecitazione di Donatella, quindi ritrovo questi temi in questa sede. Poi vorrei anche ringraziare Tommaso Tagliabue, perché con molta generosità ha voluto condividere opinioni in questi giorni, con molta generosità veramente. Vabbè. E poi un gruppo di studenti che l'anno scorso, Luca Bassi, Francesco Sartore e Pietro Zuffellato, del corso di laurea in ingegneria e di architettura, che hanno lavorato un po' sulla città giardino all'interno del laboratorio di storia dell'architettura contemporanea dell'Università degli Studi di Padova, corso di laurea appunto in ingegneria e di architettura, insieme ai colleghi Martina Massaro, Gianmario Guidarelli e Stefano Zaggia. Vorrei anche ringraziare infine la direttrice dell'Archivio Storico Municipale, Monica Donaglio, che era qui con noi questa mattina e che mi ha molto seguita in questo lavoro, soprattutto nella fase preliminare. E infine, ultimo ma non ultimo, Sergio Barizza, con il quale ho discusso alcune premesse di questa ricerca. Io vorrei partire da una duplice riflessione in realtà, ma allo stesso tempo con l'ambizione di proporre questo nuovo percorso di ricerca
per comprendere la storia, le trasformazioni, per valorizzare quello che io chiamerò quartiere urbano, perché nelle carte dell'epoca così si chiama, quartiere urbano, tutelandone, abbiamo parlato oggi di questo intervento di tutela, di salvaguardia, i valori materiali ma anche immateriali che questo quartiere esprime, a partire appunto da una tipologia precisa di fonti documentarie, le licenze edilizie, che sono state utilizzate, sono ben note soprattutto agli architetti per quanto attiene interventi diciamo puntuali, occasionali, ma che invece a mio modo di vedere non hanno ancora, sia per Mestre che per il quartiere urbano, avuto l'attenzione che meritano davvero una ricerca di tipo sistematico su cui poi cercherò di ragionare in previsione futura. Quindi un uso che è stato fatto di tipo operativo di queste fonti, che io invece propongo di utilizzare come fonte storica di riflessione sulle trasformazioni urbane di questi due snodi così importanti. La duplice riflessione da cui parto è che da un lato mi pare che nella storia della città di Mestre in particolare, ma anche di Marghera, forse l'ultimo intervento va in una direzione diversa, però si è come dato molta enfasi agli studi planimetrici. Questo anche per, diciamo, colmare una forte lacuna che è quella della mancanza di pianificazione della città. Sapete che i piani regolatori per Mestre hanno avuto un esito terribile, sono stati discussi a lungo. Il piano rosso di cui prima faceva vedere qualcosa Martina Massaro effettivamente fu approvato nel 1935, fu discusso, presentato nel 1935, ma approvato solo nel 1942 e poi a sua volta poi ebbe una storia molto lunga. Ecco, io credo che rispetto a questa enfasi sulla mancata pianificazione e sullo studio della pianificazione manchi in realtà una storia più volumetrica, diciamo così, e questo tipo di fonte credo che permetta di fare un nuovo ragionamento sulle trasformazioni di questi nuclei urbani. La seconda riflessione che vi propongo, che un po' mi pare che sia emersa da più parti oggi, è la seguente. Qui ripropongo una domanda che emerge da una pubblicazione. Voi sapete che il G124 ha lavorato su Marghera, fino adesso non l'abbiamo detto, ma mi pare un aspetto molto importante. È stato scelto, come sapete, come campione per lavorare sul tema delle periferie nel gruppo del G124 capitanato da Renzo Piano, e in una pubblicazione che è stata dedicata a Marghera come diario delle periferie, è uscita l'anno scorso, ci si pone questa domanda che vorrei discutere con voi. Come si passa dall'ideale della città giardino a un disegno molto meno pregiato? E ci si domanda, rispetto agli scatti del Fondo Giacomelli che ci propongono un'immagine, che propagandano un'immagine, e questo insieme ai vari scritti su cui molti di noi si sono basati fino ad ora perlomeno, quindi danno l'idea di un'immagine che non corrisponde effettivamente a quanto avviene nella realtà. E allora come si è passati dall'ideale della città giardino a un disegno molto meno pregiato? Mentre invece appunto gli scatti di Giacomelli, che faceva vedere anche Tommaso poco fa, fanno vedere un quartiere urbano di un certo tipo e di un certo livello. Ve li propongo anche qui in rapporto, vedete, a una planimetria del quartiere urbano che i miei studenti chiamano originale, poi c'è un po' da discutere su questo, comunque risalente al 1922, e quello attuale del 2019, da cui mi pare che emerga almeno una considerazione. Si sono dette molte cose oggi, comunque la presenza di questo grande asse centrale, che poi è stato, come sapete, una delle cose buone
di questo piano è stato chiuso a metà da una costruzione negli anni 50 dal municipio di Marghera, e poi la possibilità che i miei studenti così si sono un po' divertiti, un po' seguiti da noi e anche da Martina, di mettere a confronto gli scatti di Giacomelli quindi gli scatti, le foto d'epoca con la situazione attuale. E questo, passeggiando per il quartiere urbano, è un aspetto molto interessante, perché l'aumento della vegetazione, il verde che ha inghiottito gli edifici, non permette di cogliere invece, paradossalmente, tutte queste belle costruzioni, gli assi viari, che invece le foto d'epoca consentono di cogliere. Pensate che per fotografare la Casa Rossa, di cui ci ha parlato poco fa Tommaso, bisogna salire sul cavalcavia, perché è infotografabile. L'attuale sede della Guardia di Finanza è completamente inghiottita da auto, dal raccordo, dal cavalcavia, insomma è un disastro. Allora, cito su questo punto il libro di Gianfranco Bettin, Cracking, da cui poi è tratta la sceneggiatura del film che andremo a vedere il 24 ottobre. Bettin cita Elio Rubinati, un cantastorie che pubblicava sul social di comunità Margherini Doc, e dice: «Itegà progettà per diventare un giardin, invece più tardi Itegà cambià il destin». Quindi la narrazione poi alla pagina 101 racconta di come questo modello, diciamo, aulico si sia man mano sciolto in alcuni nuclei e si sia in qualche modo impoverito. Sarebbe dovuta crescere tutta in questo modo, ma già sul finire del primo decennio il piano era stato abbandonato e lo sviluppo successivo era avvenuto senza regole, tra speculazione e sciatteria, grandi quartieri dormitorio, violenti squilibri sociali. Ecco, su questo punto vorrei un po' attirare la vostra attenzione. Guardate questo edificio in via degli Antoni e questa foto scattata con lo sfondo del quartiere della Città. E vorrei anche riprendere molto brevemente come premessa, per farvi vedere un documento che secondo me è eccezionale, che va assolutamente studiato, alcune delle tappe con cui, per immagini molto velocemente, alcune delle tappe che ha riassunto questa mattina in apertura Donatella Calabi. Siamo nel 17, quando viene stipulata la convenzione che conoscete. Adesso vado velocemente perché questa mattina ne abbiamo già parlato. Vorrei farvi notare come nel 17, all'atto della stipula, con la presentazione del piano di ampliamento del porto, l'area del quartiere urbano in realtà sia questa. C'è un'area dove c'è un'edilizia molto sparsa, ce ne ha parlato Donatella, il disegno non esiste ancora. E si fa riferimento, ne abbiamo parlato oggi, a un esempio, cioè i protagonisti di questa nuova avventura sono gli stessi, da Foscari a Volpi e poi anche a Cagli, all'ingegner Cagli, che avevano progettato questo piano regolatore della città e del porto di Antivari Nuova, che era stato molto pubblicizzato da Cohen in Nuova Antologia nel 1910, quindi siamo prima della stipula della convenzione, dal titolo emblematico l'opera degli italiani nel Montenegro. Allora, gli elementi di cui abbiamo parlato oggi ci sono tutti, c'è il porto, c'è l'industria, ma c'è soprattutto il rapporto tra il porto e la città, il nuovo quartiere urbano. Ecco, vedete il disegno, guardate soprattutto questa parte che mi pare quella più vicina al porto, con un disegno che è molto simile alla parte, diciamo, più vicina, che è quella che sarà che sarà urbanizzata per prima, credo, perché i terreni sono più appetibili, vicino al grande raccordo che adesso vi farò notare. Nel 22, infine, Emmer, in rivista mensile della città di Venezia, parla del piano di cui sul quale non entro in merito. Ecco, questa, per dirvi, è la zona di cui parlavo, che si appoggia a questo
grande asse che è l'attuale via Fratelli Bandiera e che vedremo quale origine ha, è un asse che collega di fatto Mestre a Padova e che ritroviamo nella cartografia storica. Quindi credo che questo derivi, questa prima urbanizzazione, vedete la maglia delle reti secondarie, derivi proprio dal fatto che siamo in una zona, diciamo, più vendibile, diciamo così. La posa della prima pietra di cui Donatella parlava questa mattina, nel 21, e poi però nel 19 parte un'operazione che mi interessa particolarmente. Qui non si capisce, a mio modo di vedere, molto bene, cioè si capisce dal disegno che cosa sta succedendo, una planimetria dei terreni da occupare, cioè il comune espropria e si accolla, da quello che capisco dalla letteratura, si accolla le spese di urbanizzazione. Questo disegno andrebbe studiato un po' meglio perché vedo qualcosa già nel 19, quindi tra il 17 e il 22, il disegno di una maglia stradale in trasparenza e i nomi dei proprietari delle terre, che a questo punto non riesco a capire se la bonifica sia, cioè in quale modo si ponga la proprietà esistente con questo grande processo di bonifica che sta sull'altro lato. Ecco. Quello che mi interessava farvi notare è questo documento del 1921, del dicembre del 1921, e guardate un po', è interessantissimo. A dirvi la verità, l'ho trovato quasi per caso, è stato studiato, devo dire, da Alessandra Marin, Sergio Barizza ne parla nel libro La Grande Venezia, e c'è questa riproduzione a colori molto interessante nel catalogo della mostra Mestre Novecento, dove guardate un po' che cosa succede. Succede che lo stesso Emmer, insieme a Fulgenzo Setti, che era capo dell'ufficio tecnico comunale di allora, redige un piano regolatore per il settore est di Mestre. Guardate un po' com'è disegnato. Per intenderci, questa è la vecchia Mestre, questa è Piazza Ferretto, questo è l'M9, per intenderci il vecchio convento delle Muneghe. Questo asse stradale, un asse stradale importantissimo, che è quello che vi facevo vedere prima, che collega Mestre da questa altezza, questa è la fossa Gradeniga, collega Mestre a Padova passando quindi tangente, cioè diventa il futuro asse viario di via Fratelli Bandiera, che separa la zona industriale dal quartiere urbano. La cosa interessante è che questo asse stradale corre, qui guardo Francesco Vallerani, corre tangente, cioè praticamente è parte dell'interramento della Brentella, che è un canale che viene realizzato intorno al 1520-30, correggimi se sbaglio, vado un po' a memoria, per scaricare le acque del Marzenego e per ricondurle verso la parte bassa della laguna Fusina e via dicendo. Quindi questo è il canale della Brentella, di cui io e Donatella Calabi ci siamo anche occupate studiando il convento delle Muneghe, il monastero delle Muneghe, dove poi sorgerà l'M9, e quindi è un segno che vedete nella cartografia dell'epoca ricorre molto. Ecco, qui abbiamo un confronto con il catasto napoleonico, dove i terreni del futuro quartiere urbano sono praticamente vuoti, quindi l'operazione si va a sovrapporre in un'area potenzialmente vuota. La stessa cosa avviene qui, ripete, credo più Emmer che Setti, lo stesso disegno, vedete, con un asse, anche se non è un asse molto ampio, però con un grande snodo centrale. Oggi si è parlato molto, molto di questi spazi nelle cosiddette città giardino, con assi di raccordo alla viabilità esistente. E la cosa interessante è che qui
questo progetto nasce prima del tracciamento della via Principe di Piemonte, che diventerà poi Corso del Popolo nel 1933. Quindi un progetto per il settore ad est, diciamo, dell'attuale Corso del Popolo, quindi Altobello e tutta l'area che sarà urbanizzata molto più tardi, che non si capisce perché non venga realizzato. Si ritornerà solo sul disegno a sud per il quartiere urbano, ma di questo progetto credo che valga la pena di parlare ancora e di capire le ragioni del fallimento, che credo forse di aver intuito. Siamo nel 1921, sapete che Mestre allora era un comune autonomo separato da Venezia, solo nel 26 verranno accorpati, insomma ne abbiamo parlato oggi anche stamattina con Bettin, ragion per cui credo che un disegno calato su una città da parte di un ufficio che non è l'ufficio comunale di Mestre ma è di Venezia possa aver dato qualche problema, ma su questo, ripeto, sospendo ogni discussione, semmai ne parliamo poi più tardi. L'area dei Bottenighi, vedete nella cartografia storica cinquecentesca, vedete il segno della Brentella di cui vi ho parlato, e quest'asse stradale che va in direzione di Chirignago, e la toponomastica che fa sempre riferimento a aree paludose, su cui appunto non mi soffermo, ma notate la presenza di questo triangolo su cui si articolerà il quartiere urbano. Qui vi faccio vedere questo triangolo rappresentato con quest'asse che da Mestre porta a Padova negli elaborati del gruppo di Renzo Piano, e un'immagine delle delizie della Brentella, se volete. Vedete la strada pubblica che va a Marghera. Oggi si parlava di Marghera come toponimo che slitta e pensavo a questa testimonianza cartografica eccezionale. È vero, un toponimo che slitta su tutta la gronda lagunare a dispetto di quello che si dice, e quindi anche, se volete, la perdita di situazioni come queste, edilizia senz'altro rarefatta e altre questioni. Siamo nel 1926 e c'è un altro elaborato grafico molto interessante. Siamo nell'ambito, allora parallelamente avviene, si è già parlato di questo, l'assegnazione nella zona industriale, eccola qui, quindi a ridosso della prima maglia urbanizzata del quartiere urbano, e parallelamente però succede qualcosa. Siamo nel 1926 e viene modificato lo stesso Emmer. Questa è una foto che ho scattato in archivio alla Celestia. Lo stesso Emmer propone una modifica, e la modifica, vedete, cade su questa che era la piazza Guardeleni, cioè la piazza pubblica, la piazza che avrebbe dovuto avere le infrastrutture pubbliche, i servizi per la città, e che proprio perché il progetto stentava a decollare si pensa di togliere questa zona dalle regole, dalle norme con cui era partito il piano, e proporre l'edificazione più elevata, case di 4 piani. Vorrei leggervi il documento allegato. Comunque Emmer spiega molto bene questo e dice: si possano fare case anche a 4 piani e con dei portici d'accesso, quindi c'è un tentativo di modifica molto interessante. Sulle intrusioni rispetto all'asse centrale, queste sono alcune case che rompono la continuità invece di quest'asse verde. Scusate, sono delle foto un po' così che ho scattato qualche giorno fa, e i cambiamenti che avvengono volumetrici che avvengono rispetto al piano predefinito. Quindi concentriamoci su questo punto: come si passa dal piano alla divisione in lotti, perché proprio le licenze edilizie ci fanno capire, secondo me, questo passaggio molto bene.
Oggi, questa mattina, si è parlato di tradizione, di uso delle risorse, di salvaguardia delle risorse, di attenzione per il governo della città autodeterminato e di una tradizione che parte da lontano. Ecco, secondo me questa tradizione, io vedo un piano, se è il piano di Sabadino, costruito nel 1537, che ho studiato in maniera abbastanza approfondita, riprendendo studi di altri, in cui diciamo si propone l'allargamento, cioè questa è una città che ha sempre avuto bisogno di allargarsi, soprattutto nei momenti di maggiore incremento demografico. Il piano è un piano eccezionale per l'epoca, con una visione eccezionale che parte, come sapete, dalla salvaguardia della laguna fino all'urbanizzazione dei terreni a nord, che saranno poi quelli delle fondamenta nuove, dove diciamo da questa visione grandiosa di piano si passa a una divisione in lotti, una lottizzazione in cui tutta l'operazione è assolutamente in mano alle magistrature statali. Ovviamente con la caduta dell'antico regime qualcosa cambia nella pratica degli uffici comunali veneziani, con una divisione, con una quindi strategia centralizzata. La magistratura sono i savi esecutori alle acque, ma che man mano anche qui si perde quando i privati devono acquisire i lotti, tant'è che questo può essere anche un po' considerato un piano in qualche modo fallimentare, perché i piccoli lotti non si vendono e perché ad un certo punto si ritiene conveniente vendere l'ospedale dei mendicanti, che si insedia lì, un bel pezzo di terreno, perché le aste, le aste dei terreni che vengono messi in vendita vanno deserte. Ecco, su questo aspetto delle procedure, lo studio di questo esempio mi ha consentito, cioè dell'operatività, di come si passa dal piano alla lottizzazione, mi ha consentito di affrontare il caso di Marghera con un occhio diverso. Sicuramente le licenze ci permettono di entrare in merito alle operazioni di vendita, di acquisto. Per esempio, ne parlavo con Tommaso poco fa, non si capisce se questa sia stata un'operazione vantaggiosa per il Comune di Venezia. Mi piacerebbe saperlo. No, Roberta Pellegriti dice di no. Ecco, non è stata, me lo immagino che non sia stata, però vorrei capire anche i costi, i ricavi, poi magari ne parliamo, perché bisogna capire quanto restituire un terreno urbanizzato sia conveniente o meno per un comune. Le licenze, guardate, molto velocemente, le licenze presentano una pratica consolidata, che adesso vi illustro brevemente. Pensate che dal 1919, quindi possiamo anche pensare che le vendite inizino già prima della redazione del piano, un po' è abbastanza normale questo. Dal 19 al 46 sono 760 fascicoli, sono tantissime, quindi sono già state studiate e analizzate anche all'interno di un bel volume sul quartiere urbano di Marghera, non collegate, però non geolocalizzate, oggi diremo. Ecco, c'è un database a disposizione dell'archivio storico comunale di Venezia, che ci presenta un po' dei dati che sono molto utili. In questo caso abbiamo una denominazione, cioè riconoscimento dell'edificio. Il più delle volte il riconoscimento è difficile da effettuare. Abbiamo i protagonisti, come richiamava Donatella in apertura di questo convegno, impresari, progettisti. Qui ne abbiamo uno particolarmente significativo, Pietro Fontanin, eccetera, eccetera. Allora, qui
vi faccio vedere la pratica edilizia come si svolge. Abbiamo il Comune di Venezia, la sezione autonoma del porto, il capo, l'ingegnere capo Emmer, che firma la pratica. Quindi in questa fase possiamo dire che i protagonisti del piano sono anche quelli che governano la lottizzazione e che controllano in qualche modo. Quindi possiamo pensare che quello che certificano attraverso le riviste o i disegni passa anche attraverso la pratica della licenza edilizia. Che cosa controlla Emmer? Che cosa controlla la sezione autonoma del porto? L'abbiamo detto più volte, controllano il rispetto delle norme su cui si basa il piano. Però questo progetto viene poi passato agli uffici tecnici competenti, ufficio igiene e commissione d'ornato, che valutano invece gli altri aspetti. Dopodiché la pratica con il progetto la pratica edilizia con il progetto presentato dal singolo proprietario, che è acquirente del lotto, passa nuovamente all'approvazione di Emmer. Questo è l'iter che si capisce un po', si ricostruisce proprio dalle carte. Il più delle volte al progetto vero e proprio è allegato una frazione, vedete, una frazione di planimetrica. Ecco, questa è particolarmente significativa perché troviamo da un lato la presenza della stazione, quindi il rapporto con l'avamposto di Mestre, diciamo così, e quello che è ancora più significativo è che a matita si segnano i nomi di strade che evidentemente stanno nascendo. Anche su questo Sergio Barizza ha dedicato una bella riflessione. Guardate qui, Piazzale Paolucci, attualmente Piazzale Giovannacci. Questo è un progetto di casa d'uso abitazione dei signori Poli Carraccino, da costruirsi, vedete, al quartiere urbano. Qui abbiamo anche una facciata e non entro in merito poi a quello, abbiamo parlato di villini e di scelte stilistiche, quindi non entro in merito, rimango solo nell'ambito della documentazione. La signora, questo è il documento firmato dalla sezione autonoma del porto, che passa alla divisione seconda, quindi agli uffici comunali, la pratica. Allora, la signora Maria Polo Carraccino, ecco, ci sono degli acquirenti donne, questo anche imprenditrici mi pare, siamo nelle prime fasi di consolidamento del piano, ha acquistato un appezzamento di terreno del quartiere urbano di Porto Marghera e presenta, a termine delle pattuizioni contrattuali, perché evidentemente l'atto notarile riprendeva le norme, il progetto per casa uso abitazione che intende costruire sul terreno stesso. Lo scrivente ufficio dà parere favorevole al progetto in quanto si riferisce alle speciali norme stabilite per la costruzione del quartiere urbano. E poi dice, per le distanze, tutte le cose che abbiamo ripetuto più volte oggi, trasmette il progetto alla divisione seconda per le ulteriori pratiche. Quindi per il controllo, qualche volta viene ad esempio vengono tolte le balaustre perché vengono ritenute troppo decorative dai terrazzini. Qui siamo, ecco, questa è interessante, il progetto di casa d'abitazione presentato dai fratelli Cristofoletto, che provengono dalla campagna trevigiana, che si insediano con un forno di pane. Qui ho individuato l'edificio, l'incrocio tra via Cosens e via, non mi ricordo, scusate in questo momento, comunque questa è via Cosens è qui, quindi questo non mi ricordo, Soller dovrebbe essere, non mi ricordo, ed e in questo caso quindi l'identificazione è avvenuta. Ancora ce ne sono moltissime, forse le scorro velocemente, ma la pratica di controllo è sempre quella. In questo caso abbiamo, vedete, una casa colonica, la casa dei Saccoman, che viene trasformata, quindi abbiamo interventi anche di tipo diverso, quindi una delle case che stava nel quartiere urbano e che viene
migliorata e resa conforme alle esigenze dei vigenti regolamenti. Interessante, ovviamente qui l'ingegnere che presenta, cioè possiamo conoscere i nomi degli ingegneri progettisti, molti sono ingegneri, molti sono semplicemente degli imprenditori edili, e qui si forma poi si potrebbe partire con un ragionamento su famiglie di imprenditori che hanno costruito tanto a Mestre quanto a Marghera. E questo è interessante perché questo Pegoraro, che è esattamente uno di questi imprenditori che arrivano e si fanno costruire il villino a Marghera, la quarta divisione è quella del porto, che fa capo al porto, non alla città, gli aveva ingiunto di sospendere i lavori perché non aveva ancora presentato il progetto. Voglio ricordare che all'atto dell'acquisto il proprietario doveva produrre un progetto nell'ambito di un anno, mi pare, di tempo, adesso non mi ricordo esattamente. Allora dice che causa fu il mancato impegno da parte del progettista. Mi permetto però di domandare a codesto ufficio il permesso di poter almeno completare la copertura del tetto per evitare i danni delle piogge. Dice di aver ricevuto la lettera dal municipio di Venezia che la commissione Dornato non aveva approvato il progetto presentato perché ha trovato delle stranezze nella parte dei tetti e perché i sotterranei non permettono di essere adibiti nemmeno per abitazione diurna. E poi chiosa dicendo: la risposta è questa: quanti sacrifici, non è più brutta di altre, la stanza c'è, il sotterraneo a uso di cantina. Ecco, ricorre anche molto spesso il tema del sacrificio dei proprietari che qualche volta si lamentano con la commissione Dornato o con lo stesso Emmer dicendo: ma noi abbiamo fatto molti sacrifici e voi ci imponete di sospendere i lavori o delle modifiche che non siamo in grado di apportare. Su questo punto interviene direttamente Emmer il 19 novembre del 22, che ritorna una pratica bloccata, quella di Pegoraro, guardate che strane forme. Dice: ogni iniziativa di nuove costruzioni, specialmente di piccoli proprietari, deve essere incoraggiata e non ostacolata, e tenuto conto anche delle disagiate condizioni del signor Pegoraro Ignazio, che ha potuto costruire la casa oggetto di contestazione a prezzo di grandi sacrifici. Quindi vediamo un Emmer che controlla anche la fase edilizia e cerca di suggerire alla commissione Dornato di non bloccare i lavori. Passo in rassegna, questo è una trattoria. Ecco, con Tommaso abbiamo discusso di questo. Ci sembra che nelle prime licenze edilizie arrivi una popolazione che non è assolutamente veneziana, ma è, come si è detto, richiamata piuttosto dalla campagna, dall'entroterra, ma per costruire case con trattoria, con un panificio, con servizi, attività, cioè per rendere vivo questo quartiere, forse in attesa che si popoli. Vado avanti, qui man mano che si va avanti con le licenze cambia, come abbiamo sentito da Tommaso, anche la configurazione dell'edificio. Abbiamo delle schede qualche volta molto interessanti in cui abbiamo il nome del proprietario, il nome dell'imprenditore o dell'ingegnere e altri dati. Non abbiamo sempre queste schede, ma capite quanto sarebbe utile ricavare dati da rimettere in giro, da proporre per lanciare nuove ricerche. Qui abbiamo un'altra modifica, vedete, si chiede di aprire una finestra, cioè la tipologia è la più varia, e qui abbiamo anche qui sarebbe bello leggere la risposta. C'è la società italiana Heraclit che propone la costruzione di una casa, un proprietario che dice: io voglio usare questo materiale, e Emmer molto piccato che risponde dicendo: io so benissimo di che cosa si tratta, non occorre spiegarmi. Voglio dire che queste licenze entrano anche
in merito alla personalità di questi protagonisti su cui Donatella ci invitava a riflettere. E qui abbiamo la costruzione degli ACP con lettera di presentazione dell'ingegner Paolo Bertanza e le varianti che sarebbero da guardare molto attentamente, le varianti gruppo A, B, C, con tantissimi disegni, davvero tantissimi. Su questo non entro in merito perché vorrei invece, se faccio in tempo, capire come quanto ho? 5 minuti. Per capire come diciamo io sia entrata a conoscere questa fonte e a riflettere su questo gruppo, su questa tipologia di fonte a partire da Mestre, a partire dall'area di Via Poerio, appunto studiando la M9 nei momenti di maggiore crescita. Quest'area è un'area che viene investita da processi trasformativi che vengono segnati anche da una crescita di numero d'abitanti. Dal 1921 22.000 abitanti a Mestre, con un passaggio di 54.000 abitanti nel 1951 e 123.000 abitanti nel 1970. Sarebbe bello capire dopo il 1921, quando già arrivano i ferrovieri ovviamente con i loro quartieri e c'è bisogno di dare abitazioni a queste persone che arrivano a Mestre, sarebbe importante capire come quel piano regolatore tracciato da Emmer venga a decadere. Si preferisce appunto passare a un'edilizia veloce che poi diciamo passerà a quello che Carlo Rubini in un contributo recente ha definito come il dirompente, indecifrabile, caotico sviluppo edilizio che cambierà l'immagine e la faccia urbana di tutto il territorio mestrino. Mi piacerebbe, così usando gli strumenti della counterfactual history, capire se magari con il piano di Emmer per la zona est qualcosa sarebbe cambiato. L'area in questione è questa, e vi faccio vedere, qui non c'è ancora M9, questo è un edificio particolarmente significativo, il Palazzo Lorenzo, di San Lorenzo, che preme addosso al vecchio monastero, e qui vedete un edificio costruito invece negli anni, questo è del 56, questo è del 1970, da un architetto Angef, e che va, diciamo, in qualche modo sfruttando il piano di ricostruzione e che va, e questo si capisce molto bene proprio con la licenza edilizia, va ad abbattere, approfitta un po' delle distruzioni belliche del 44 e va ad abbattere la vecchia edilizia mestrina, davvero molto centrale. Guardate, questa è la facciata della chiesa di Santa Maria delle Grazie, con un salto di scala che mi pare che sia particolarmente evidente in questo profilo, sullo skyline mestrino. L'edificio San Lorenzo è questo, guardate, siamo proprio a ridosso dell'abside della chiesa di San Lorenzo, e va a insediarsi in un'area dove prima c'era la fabbrica di dolciumi Taboga e uno spazio verde disponibile a ridosso di questa che è una delle poche testimonianze della Mestre medievale, la Scoletta dei Battuti. Qui una sorpresa eccezionale. Al MART di Rovereto è conservato un fondo, Mansuti e Miozzo, due architetti che, diciamo, passatemi il termine, si riciclano nel periodo post-bellico, sono famosissime per aver costruito una serie di case per i Balilla negli anni 30, dopodiché credo, li sto studiando un po', ma credo che ritornino in gioco più come imprenditori edili che come architetti, proponendo progetti in alcune aree, ma insomma ne hanno realizzate anche molti di questi edifici
nella zona di Padova, nell'area padovana, e propongono per quest'area, quindi prima che fosse realizzato questo edificio, una serie di varianti di edifici che fanno immaginare una Mestre totalmente diversa, guardate qui, anche con un rapporto con la piantumazione arborea particolarmente significativa, e questo si può mettere in relazione alla licenza edilizia che viene invece presentata da questi stessi che avevano proposto a Mansuti e Miozzo un nuovo edificio centrale per la città, e che in qualche modo va verso l'impoverimento del progetto stesso. Allora, per riassumere, quello che vorrei proporvi è una passeggiata ideale nella città giardino. Questo credo che i tentativi possa essere fatto attraverso i tentativi di localizzare gli edifici storici, ma anche quelli trasformati, quindi nell'assetto attuale. Voglio dire che sono stati fatti degli ottimi tentativi, questo per esempio vedete con questi puntini neri con indicati i numeri che si riferiscono ai vari edifici, Carlo Rubini che lo propone. Ho qui una visualizzazione, vedete, del piano di Emmer con i numeri e le figure tratte, le immagini tratte dalle licenze edilizie, e questo trovate in un sito eccezionale, credo che sia stato curato da Monica Del Rio, ed è assolutamente un sito di storia urbana, di storia locale di Marghera, che è molto molto interessante. Ma credo che oggi con i mezzi che abbiamo a disposizione sia possibile, diciamo, lavorare da un lato sulla documentazione storica e dall'altra renderla disponibile attraverso una passeggiata virtuale alle nuove generazioni, ma anche forse a quelle più vecchie. E giocando, per esempio, penso a un'applicazione mobile che possa in qualche modo farci vedere l'edificio com'è, ma anche com'era, recuperando quindi queste fonti, e anche a partire, vedete, dalla toponomastica, che ha un suo senso, perché anche semplicemente riportare i nomi dei luoghi, per esempio Piazzale Niccolò Tommaseo, che come sapete è diventato Piazzale Martiri Giuliani e Dalmati delle Foibe, anche provocando un certo dibattito su questo, sia molto importante anche per ripartire con una nuova identità delle popolazioni nuove che arrivano nel quartiere urbano e che forse hanno qualche parallelismo con quelli che venivano dalla campagna e che si insediavano a portare nuovi servizi. Vi ringrazio.